Lei prima faceva riferimento agli assessori, i nuovi assessori del sociale, del sanitario, a Stefani che ha messo il sociale come priorità del suo programma. L'assessore Roma, proprio da me intervistata, sosteneva la necessità della legge per i caregiver. Sì, la regolamentazione che governi la figura del caregiver e che la supporti è una sollecitazione che noi stiamo facendo da anni a livello nazionale e anche a livello regionale. Rispetto alla decisione del nuovo presidente di separare gli assessorati sanità e sociale esprimiamo una preoccupazione forte perché il rischio è di accentuare un arretramento che si è caratterizzato anche qua in Veneto, che invece era una delle regioni più virtuose da questo punto di vista, sull'integrazione sociosanitaria. Non vorremmo che questa separazione portasse appunto a un allentamento e un'ulteriore contrazione di questa capacità e necessità di garantire un'integrazione sociosanitaria, una presa in carico multidimensionale dei bisogni che le persone hanno, che spesso non sono dovuti a un fattore solo. Ci auguriamo che almeno Ma non sarà tra che di loro i due assessorati collaborino e si coordinino fortemente. Quali sono i parametri più preoccupanti e nel complesso si vive bene in Veneto? La situazione è variabile, diciamo così, c'è una certa disomogeneità, ci sono territori nei quali ci sono maggiori fragilità, per esempio nell'ambito del disagio giovanile, nell'ambito della salute mentale, ci sono delle fragilità dal punto di vista della non autosufficienza e questo è molto importante da evidenziare perché in questo modo si riesce veramente ad interrogarci su quali che sono gli interventi più appropriati. E questo è importantissimo adesso perché con la costituzione degli ATS i comuni avranno un ruolo di primo piano nell'analisi dei bisogni territoriali e nella predisposizione, diciamo così, degli interventi più appropriati e selettivi proprio per affrontare quelle che sono le criticità presenti nei territori.